Ci siamo per l'ultima gara di questo pomeriggio. Accogliamo sul piano vasca i protagonisti della prima serie maschile 400 stile libero. E dunque nuoterà in prima corsia i colori del Milano Nuoto. Ai criteri di quest'anno un argento e 2 medaglie di bronzo, partecipazione in Come 2014 e IOF 2015, Giovanni Barrison. In corsia numero 2, colori del Milano Nuoto, è la medaglia di bronzo a Roma 2016 nei 200 farfalla, Gabriel Saliu. Al suo fianco in terza corsia, colori del rossa blu, Gabi Scantamburgo. In corsia numero 4 è stato finalista agli assoluti 2016 nei 200 farfalla e già nazionale giovanile e IOF 2011 con la medaglia di bronzo di staffetta, Davide Casarin, Team Veneto. In corsia numero 6 lo ritroviamo già in nazionale giovanile per lui e IOF 2013, Gianluca Gazzola, Team Veneto. In corsia numero 7 i colori dell'Idros, Matteo Marcatta. E in ottava corsia per il Team Veneto, classe 2000, 2 volte campione italiano giovanile, 50 e 100 stile libero ai criteri A, Pierpaolo Veller. Intanto seconda serie in vasca con Thomas Ferroni e Federico Del Pulpe nelle prime 2 posizioni, quando ci avviciniamo alla regata dei 300 metri. Federico Del Pulpe sale al comando, 3:01 e 44, suo passaggio 30 e 95, l'ultimo tratto di 50 metri per Del Pulpe, atleta classe 97, più giovane in vasca, arrivò già in ottava corsia per la categoria ragazzi e tutti gli altri sopra la categoria ragazzi e quindi junior assoluti. Federico Del Pulpe, specialista delle lunghe distanze dello stile libero, scappa via in questa seconda fase di gara, prenota la vittoria di Serie 2, ricordando al momento il miglior tempo è quello di Thomas Ceccon, 3:55 e 61, vediamo il crono di Del Pulpe, 4:01 e 19 per aggiudicarsi questa seconda serie. Thomas Ferroni 4:04,90 in seconda posizione. Si conclude dunque questa seconda serie e allora ci siamo, ultima gara del pomeriggio, prima serie maschile 400.